Il giornalista e autore Matteo Gracis ha presentato giovedì 12 febbraio il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero al Teatro Auditorium Vivaldi di Cassola in provincia di Vicenza. L'incontro si è tenuto nei giorni che precedono l'uscita nazionale del volume. Il libro è una fiaba iniziatica, infatti inizia con C'era una volta e racconta la storia di un personaggio immaginario che fa un viaggio nel tempo e nello spazio, attraversa i secoli, si trova ad affrontare sfide importanti delle rispettive epoche in cui va, si reincarna di volta in volta e incontra anche personaggi storici esistiti, da Socrate a Confucio, a Nelson Mandela fino a Gesù di Nazareth, insomma, e quindi si trova ad affrontare appunto tutta una serie di insidie, pericoli, sfide, e le affronta con quella che io chiamo un po' la strategia delle due strade o dei due sentieri, che in poche parole poi chiaramente nel libro si sviluppa, però queste due strade sono quella della lotta, della resistenza, dell'attivismo, no? Poi dipende chiaramente dalle epoche in cui si percorre quella strada, e parallelamente una strada fatta di cose completamente diverse, cioè di gioia di vivere, di leggerezza, di ottimismo, di entusiasmo. E nel libro si prova a far passare il concetto che queste due strade si possono percorrere contemporaneamente e chi ci riesce diventa un guerriero col sorriso sulle labbra. Al centro del libro la strategia dei due sentieri, ribellarsi e amare, come percorso verso la libertà interiore e una rivoluzione personale. È una grande sfida, perché oggi, secondo me, spesso ci dividiamo e percorriamo solo una di queste strade. Quindi se da una parte ci sono coloro i quali si battono, appunto, magari per i diritti, per le libertà, eccetera, però al tempo stesso magari si incattiviscono o magari alla lunga si rassegnano, si demoralizzano perché lottare sempre è incredibilmente faticoso, sfiancante. Dall'altra parte ci sono quelli che vivono all'interno di quella che io chiamo la loro bolla zen, quindi si tirano un attimo fuori dal mondo, si concentrano solo su se stessi, e io scherzando dico che magari sono persone molto propense a farsi bagni di gong, tisane detox, poi chiaramente scherzo su questa cosa qua, il tai chi, lo yoga, i ritiri a Bali o a Cancun, che tra l'altro sono tutte cose bellissime, cioè che vanno bene, ma che da sole secondo me non bastano. Cioè coloro i quali fanno solo questa cosa diventano di fatto degli ignavi, indifferenti nei confronti di quello che succede nel mondo, no? Gracis ha dialogato con il pubblico e con il moderatore della serata Marco Bernardi della libreria La Bassanese di Bassano del Grappa. Oggi viviamo in un momento in cui incombono o ci sono guerre, genocidi, in cui le elite dominanti comunque tendono a aumentare il controllo sui popoli. C'è una disuguaglianza sociale spaventosa, no? Il famoso 1% più ricco del mondo che ha più ricchezza sul restante 99. Cioè ci sono tutte queste cose che non vanno bene e quindi è chiaro che bisogna battersi per difendere i nostri diritti, le nostre libertà. Però contemporaneamente e nonostante tutto, ecco, la parola importante è nonostante tutto, si può trovare anche del bello, del buono, si può rendersi conto che viviamo comunque in un periodo fantastico. Bisogna sviluppare e coltivare gratitudine, bisogna sviluppare anche consapevolezza per rendersene conto. Però ecco, una cosa si può fare insieme all'altra. Io perlomeno la faccio. Cioè, se ho così tanta energia e se riesco a battermi ogni giorno, è perché contemporaneamente riesco anche a godermi la vita. E quindi ecco, secondo me ognuno di noi può farlo in maniera diversa, perché poi io promuovo sempre la colibri mentality, no, cioè dove ognuno deve portare la propria goccia verso l'incendio, però secondo me si può fare. L'evento è stato organizzato dalla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa in collaborazione con Fondazione AIDA, Teatro Vivaldi e il comune di Cassola. Diciamo che c'è un concetto che più che una frase, un concetto che mi sta a cuore e che io tra l'altro ho anch'io un po' scoperto durante le ricerche per scrivere questo libro, ovvero il fatto che ogni epoca pensa che sia la peggiore. Cioè ogni epoca che vive, noi, no, che viviamo la nostra epoca, pensiamo che sia la peggiore in assoluto, ma questo è sempre successo e probabilmente sempre succederà. Non è così, non è così. E qua torniamo alla questione della consapevolezza, no?
per rendersi conto invece che, parafrasando anche qua uno molto più bravo di me a scrivere, il mondo, la terra è un paradiso, l'inferno è non accorgersene.